quella signora là è un'assassina che non si è mai pentita di quello che ha fatto. Ha solo collaborato con la giustizia per ottenere tutti i possibili sconti di pena, ma un sincero pentimento non c'è mai stato. Quella donna, Emanuela Cacco, Paolo Noventa, non usa mezze misure. Aver visto una delle persone coinvolte nell'omicidio di sua sorella Isabella lo fa star male. La donna sta scontando la sua pena, 16 anni e 10 mesi, nel carcere della Giudecca, dove domenica scorsa ha incontrato Papa Francesco. Monta un po' di rabbia perché pensare che il Papa va a trovare i carnefici, io non pretendo che vada in cerca dei familiari delle vittime, ma neanche però che vada a trovare i carnefici. Quelle persone che sono in carcere, se sono lì è perché l'hanno combinata grossa. Non c'è mai stato un pentimento sincero da parte della Cacco e dei fratelli Sorgato, dice Paolo Noventa. Non c'è stato nessun pentimento, hanno solo collaborato per ottenere i benefici di sconti di pena. Accetto la sua scelta. Io sarei andato a visitare un ospedale pediatrico. C'è dolore e rassegnazione per una vicenda che sembra non volersi chiudere. Ci sarebbe qualcosa che vorrebbe dire alla Cacco, a Freddy Sorgato, alla sorella? No, sinceramente non ho proprio niente da dire a quelle persone là e spero di non trovarmele davanti. Non posso criticare il Papa, sottolinea Paolo Noventa, ma non riesco ad accettare la scelta della visita in carcere. Io non lo vedo che sia andato a trovare dei delinquenti, dei criminali, più che delinquenti, criminali. È una cosa che le fa male. Fa male, ma ormai ne ho passate tante, non è questo, no, che mi fa... Ormai ne ho viste tante, troppe.